E allora per i 100 run assoluti femminili, queste le finaliste: Marta Fontana, Alice Ghedin, Yanire Casarin, Vittoria Borelli, Jennifer Pivotto, Paola Padovani, 1:21:96, ultimo tempo utile alla finale della Rana Junior femmine. Abbiamo in acqua Federica Fanciullacci in quarta corsia, la portacolori del nuoto Livorno, è stata medagliata ai campionati italiani giovanili, argento nei 50 rana e il bronzo ai categoria estivi, sempre nella distanza più veloce della rana, i 50. Fanciullacci al comando, 34:45 davanti a Caterina Giacchetti. Giacchetti, la farfallista azzurra, bronzo europeo nei 200 farfalla agli ultimi campionati di Eindhoven nel novembre scorso. Ha partecipato anche ai campionati del mondo di Dubai in vasca corta. Caterina Giacchetti, sempre in virtù della sua farfalla. Giacchetti in corsia 3, che ben si cimenta anche nella rana, sembra andar via alla Fanciullacci e portarsi a casa la vittoria della prima batteria senior, Caterina Giacchetti, 1:13:37. Batteria 2 alla partenza, Veronica Bernabé in 1, Eleonora Faleschini in 2, Antonella Buosi in 3, Alessia Presti in 4, Giulia De Fabris in 5.